Quindi sicurezza di come rispondere ai nostri sintomi. Questo è il numero 5. Non dobbiamo reagire, ma dobbiamo rispondere ai sintomi. Se senti dolore alla bocca o se senti dolore al collo, quando lo sento, non andiamo più in reazione con contrazione ulteriore, ma rispondiamo dicendo: ok, c'è questo dolore, lo sento e penso dal punto di vista emotivo, lo diceva il dottor Sarno, non penso dal punto di vista fisico, penso dal punto di vista emotivo. Ricordo, c'è una percezione del pericolo. Quando c'è questa contrazione al collo, qual è la percezione del pericolo? Dal punto di vista emotivo-cognitivo, qual è? Magari quel giorno sei stressato a lavoro, magari c'è il tuo capo che ti sta mettendo tanta pressione, magari c'è stato un litigio con la compagna e il compagno, magari sei preoccupato per il figlio o la figlia. Ecco perché c'è contrazione, c'è una percezione del pericolo, ok? Quindi